Buongiorno Pietro Rambuschi. Senta, visto che il nostro incontro è del tutto occasionale, Sì, volevo sapere cosa ne pensa del fatto che fra domani, che è il 4 febbraio, verrà chiuso qui il borgo San Giovanni, che stiamo vedendo assieme, perché devono mettere mano alla pavimentazione che è in più punti rovinata. sì, già in questo momento stanno facendo la manutenzione, per dire il vero, quindi il primo tratto è già pronto l'intervento. Ovviamente, siccome deve essere un intervento radicale di San Giovanni, bisogna chiuderlo al traffico, questo ritengo che sia indispensabile, insomma. E quindi i residenti di Via Spalti come lei sono Eh, contentissimi, no, vero? no, siamo contentissimi, sì. Perché no? Non siete contenti che mettono a posto Borgo San Giovanni? Siamo contenti che mettono a posto Borgo San Giovanni, ma che tutte le auto devono passare nuovamente per via Spalti, questo no, però ovviamente è questione di qualche giorno, insomma, quindi noi abbiamo sopportato parecchio e cercheremo di sopportare ancora, insomma, per alcuni giorni, purché questo intervento Sia risolutivo. sia risolutivo, cosa che dubito sempre. Dubita sempre perché anche in passato mi pare ci sono stati altri interventi, però mi pare che la situazione visivamente, così non occorre essere dei tecnici, dimostra che la pavimentazione non regge al traffico. Non C'è regge, poco da dire. esatto, a tipologia probabilmente dei piastroni che sono stati posti in opera, ma soprattutto penso che sia il fondo che è stato predisposto che non sia idoneo appunto Comunque, per sopportare il traffico comunque, né io né lei siamo tecnici. Certo, Qualcuno aveva chiesto all'assessore ai lavori pubblici Angelo Morsanuto che si interessasse, che facesse dei sondaggi per capire come mai, cioè da cosa dipende certo. questa implosione, diciamo, della pavimentazione. E ad oggi questa richiesta non è stata evasa. La mia impressione è che si voglia non dire come stanno veramente le cose, per che motivo non si sa. Per arrivare appunto alle elezioni del 2020 che è a maggio, quindi non creiamo problemi che dobbiamo arrivare a elezioni. Siccome c'è già un candidato che si è candidato a sindaco, probabilmente lei, questa signora che si chiama senatore, oggi sindaco, non vuole che appunto si crei più di tanto di danni, altrimenti avrebbero dato una risposta a tutti voi, ma anche ai cittadini stessi. Allora, concludiamo questa intervista, facciamo un'ultima inquadratura su San Giovanni, dove c'è promiscuità tra macchine, ciclisti, Ciao. che non è proprio il massimo. Adesso vedremo, perché se ci sarà una nuova amministrazione, magari di colore diverso da questa, questo borgo tornerà ad essere zona pedonale come una volta. Lei ha detto di un colore diverso, io ritengo, anche se il colore non sarà diverso, sicuramente con un nuovo sindaco le cose saranno diverse. Quindi mi scuso se l'ho corretta, ma ritengo doveroso correggere. Ah, ok, d'accordo. Quindi c'è insomma discontinuità. Un problema di amministrazione. Ci Ok. sono amministrazioni più sensibili e altre meno sensibili. Ok. Indipendentemente quindi Indipendentemente dal colore dal politico. colore. Ecco, quando Rambuschi appoggerà un colore sarà perché io ritengo che questo, rappresentanti di questo colore politico siano i migliori rappresentanti per i cittadini di Portogruaro.